Stamattina mi sono svegliato da primo in classifica. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato il Napoli lassù. Ma ciao a tutti amici da Napoli dell'87. Prima di iniziare con il video vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale attivando la campanellina. Oggi voglio farvi il pagellone, sarà la mia novità. Poi mi farete sapere se vi piace, mi farete il vostro pagellone nei commenti. Ragazzi, ma quanto è bello sto Napoli! Che calcio gioca! Mamma mia! Altro che Sarri calcio champagne, qua c'è Spalletti che fa il calcio champagne, ragazzi. Allora, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo con il pagellone di Napoli. In porta Ospina, un bel 7,5 per Ospina che fa 3 interventi pazzeschi nel primo tempo. Ragazzi, abbiamo una sicurezza in porta, il portiere colombiano, cioè fra Ospina e Meret, 2 portieri della Madonna. Meret non sta giocando per l'infortunio, ma sarà difficile riprendersi il posto da titolare visto lo Spina di ieri sera. Mamma mia che parate! Andiamo sui terzini. Di Lorenzo 6,5. Di Lorenzo ottima partita, spinge bene e si fa vedere anche in copertura qualche volta, prende il posto di Rachmani quando esce, quando sale. Sicché mi è piaciuto, però gli do quel mezzo punto e meno dei centrali sia a lui che a Mario Rui per il fatto che Napoli ha sofferto di più proprio sui terzini, veniva attaccato il Napoli. Ecco, Mario Rui 6,5 per la stessa cosa di Lorenzo. Ragazzi, se faceva il gol io gli davo anche 7,5 perché ha fatto quello stop di petto, il maestro. Scendevo tutto Genova se faceva quel gol. Mamma mia Mario Rui. Tanti che l'abbiamo criticato, ma questo da Spalletti ha avuto fiducia, gli ha dato lo stimolo e sta dimostrando di essere il terzino che serve al Napoli. Poi è ovvio che bisogna vedere più avanti cosa farà, ma in questo momento Mario Rui sta facendo bene. Non può essere criticato, ragazzi. Koulibaly 7,5, muro difensivo, personalità, si propone anche in fase offensiva e ragazzi è da tutte le parti, non lo passi, dà una sicurezza incredibile, è tornato il KK che tutti conosciamo, uno dei difensori più forti al mondo, se non è il difensore più forte al mondo. 7 per Rachmani che vicino a Koulibaly si sente una sicurezza anche lui, formano la coppia perfetta ragazzi e sarà difficile per Manolas riprendersi quel posto a fianco a Koulibaly. Anghissà 7, recupera i palloni, perde anche qualche pallone ma torna sul pezzo e se lo va a riprendere. Smissa il pallone anche per Fabian Ruiz e poi Fabian Ruiz sa quello che deve fare. Un bel 7 pieno per Anghissà che si è inserito alla grande. Fabian Ruiz 8,5 ragazzi che fa un gol della Madonna, ma che cazzo di gol fai Fabian? Mamma Carmen, è ritornato il Fabian che tutti vogliamo ragazzi, al suo fianco Anghissà, gli ha dato quella sicurezza, gli ha dato i suoi tempi di gioco e poi è capace anche di farti quei gol, allora migliore in campo, indiscutibile migliore in campo ragazzi. Lozano 7 per il Ciuchi, 7 per i 2 assist. E poi sì, non ha segnato, ma è stata una spina nei fianchi per i terzini della Samp. Sono andati in enorme difficoltà. Zelinski, 6,5. A Zelinski gli avrei dato 6, ma per il gol gli do quel mezzo punto in più, perché sì, è vero che non l'abbiamo visto in tutta la partita, ma fa anche in un gol sfondando la porta, mamma mia. Ragazzi, è ovvio che ancora non è in forma, viene da un infortunio. Pian piano ritroveremo in Zelinski che tutti conosciamo, con la tanta qualità. Insigne, 7, anche lui come Lozano 2 assist, è poi andato vicino al gol con il suo tiragiro, grande partita anche per il capitano da leader di questa squadra. Osimhen, 8, devastante, palla al piede, quando gli lasci spazi, quando gli dai palloni lunghi e lui deve andare in contropiede, non lo fermi, i difensori hanno fatto fatica, si è divorato qualche gol, specie il primo quando la dà in bocca al portiere, però fa 2 gol importantissimi, proprio perché si divora qualche gol di troppo, però ne fa comunque 2, gli do 8, mezzo punto in meno a Fabiano. Manolas 6.
per qualcuno anche 5,5, ma io gli do 6 proprio per incoraggiarlo e proprio perché non abbiamo subito il gol, ma l'ammonizione nel finale poteva evitarla, ha concesso qualcosina lì dietro quando è uscito Rachmani. Politano ed Elmas 6 ad entrambi, perché comunque sì, sono entrati bene in partita. Politano rispetto a Elmas ha fatto vedere qualcosina in più, ma penso che tutto sommato un 6 sia giusto. Ho un ass e Petagna 6,5, perché un ass come da sempre entra bene in partita, questa volta non ha spaccato la partita perché comunque il risultato era già largo di 4-0, comunque è entrato bene, ha messo comunque in difficoltà la difesa della Samp. Ragazzi, li metti in tilt i difensori e Petagna poi gli ha dato un pallone perfetto per il contropiede che poi sì, all'ultimo è stato fermato, comunque un 6,5 è pieno per lui ma anche per Petagna per quello che ha fatto in quel poco tempo. Niente, fatemi sapere voi qui nei commenti il vostro pagellone e fatemi sapere se vi è piaciuto il mio, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale di Napoli Inaspettata Carrozza. Ragazzi, sarò con te sempre e tu non devi mollare mai. Abbiamo un sogno nel cuore, quello è il minimo, ragazzi, che non costa nulla. Napoli torna e non voglio dire più niente, quella parola non la dico. Buona giornata a tutti amici, da Napoli 87, come sempre ragazzi, forza Napoli!